Per il momento Inter Venezia è confermata e si gioca. Il Venezia Football Club ha inviato, come previsto dal nuovo protocollo della Lega Calcio di Serie A, la lista dei 25 giocatori e il numero di calciatori positivi e perciò indisponibili causa Covid è sicuramente ad oggi al di sotto di 9, numero dal quale scatta d'ufficio il loro invio. Perciò la partita per ora si può disputare. È chiaro però che decisivo sarà l'ultimo giro di tamponi che verrà effettuato entro 4 ore prima della gara. Intanto la squadra lagunare è partita nel pomeriggio in pullman alla volta di Milano, dopo la rifinitura al Tagliercio di Mestre, senza mister Paolo Zanetti, che è quindi uno dei 15 tesserati che sono stati contagiati dal virus. Inter Venezia, valida per la 23esima giornata di Serie A, quarta di ritorno, si giocherà dunque, virus permettendo, alle 18 a San Siro, con una capienza massima di 5.000 spettatori. Oggi era anche una giornata decisiva per un altro atteso verdetto, quello del giudice sportivo Gerardo Mastandrea sul caso Salernitana-Venezia. La decisione inizialmente era prevista per oggi, invece verrà presa nella giornata di lunedì. Oggi, tra l'altro, anche la Lega Calcio di Serie A si era espressa a favore della vittoria per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per tutte le compagini bloccate dal provvedimento delle US di competenza, perciò a favore della vittoria del Venezia.